Vi siete mai chiesti cosa vedere a Castelfranco Veneto? Io no, però mi trovo qua e come vedete dal sommo pittore, se si può dire sommo, comunque dal grande pittore Giorgione che è nato qua a Castelfranco, inizia una nuova avventura con tanto di clacson e sigla. Mi chiamo Tommaso e amo viaggiare. Venite con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Parliamoci chiaro, mi trovo qua per caso e mi sono detto, vabbè, quindi cosa c'è da fare? E allora ho fatto quello che una persona media può fare, quindi cerco su Google qua. Ho iniziato a cercare le cose da vedere qua a Castelfranco. Macchina a parte. E vabbè, e comunque, la prima è questa, la statua del Giorgione, perché vi ricordo che il nostro pittore, famoso per questo quadro qui, ok? E non solo, è nato proprio qua a Castelfranco nel 1478. Intanto spero di farvi vedere senza tanto rumore delle auto, qua con la sua torre. Poi morto nel 1510 alla sola età di 32 anni a Venezia. Se non ricordo male, La Tempesta è in esposizione all'Accademia a Venezia. Ma guardate cosa ho trovato! Una tartarughina! Aspetta che vi zoomo. Eccola. Ma guardate cosa ho trovato, amici miei. Andiamo dentro le mura, che forse c'è meno rumore. Decisamente un po' meglio. Castelfranco sta a indicare un castello libero dalle imposte, che ovviamente c'era nel periodo. Il teatro accademico comunale del 1800. La torre col municipio alle spalle, andiamo in chiesa, ovviamente. Chiesa di Santa Maria Assunta. Troviamo un affresco del 1600. Anche dall'altra parte c'è. Ecco qua, Sant'Antonio. Siamo sempre nel XVI secolo. Ma la cosa più significativa è la pala del Giorgione. Ora ve la faccio vedere. Magnifica. Non la trovavo ed era davanti ai miei occhi. Stupenda. Ora torniamo verso il santo. Siamo tornati dove c'è la raffigurazione di San Bonaventura, perché di qua si esce e si va direttamente alla casa museo del Giorgione, che vi anticipo già che non vedrò, però c'è. Allora, preciso, questa vuole essere chiaramente non una guida ma degli spunti. Poi se c'è qualcuno di Castelfranco, se c'è qualcuno che sa cosa mi sono perso, scrivetelo nei commenti, così tornerò e farò chiaramente un nuovo video dove vi racconterò in maniera più dettagliata la città di Castelfranco. Ora faccio vedere la torre dell'orologio. Ora vi zoom. Attenzione. Ora siamo sotto. Non male. Ecco qua. Attenzione. E anche di qua. Siamo in pieno luglio e io ho deciso di visitare una città
Che bravo, eh? Oh, un po' di refrigerio. Allora, lì abbiamo la Statua del Giorgione, da dove siamo partiti. Piazza Giorgione, anche questa è molto caratteristica. I suoi sottoportici chiaramente ne fanno un po' la caratteristica principale, anche perché con queste giornate ci vuole, e soprattutto d'inverno li proteggono dalla pioggia chiaramente, quindi è una città vissuta in tutte le stagioni. Sì, sembra ironico, ma non è così. E mi dispiace anche di tutto questo brusio di sottofondo, ma come vedete sono in una giornata estiva, ma ancora trafficata di gente che lavora. Tra me che oggi sono a casa. Ma sono qua per voi, sempre e solo per voi. Come forse vedrete, ci sono ancora le mura, quindi lo sto costeggiando e mi sto dirigendo verso un'altra chiesetta che con la fortuna che avremo sarà chiusa. Spero che apprezzate anche se sono mezzo scolacciato, così le mie follower più âgé saranno felici. Gli altri un po' meno, però. Intanto paperelle. Adesso andiamo leggermente fuori dalle mura in quella direzione. Chiesa di San Giacomo Apostolo del XVIII secolo. Torniamo alla torre. Onestamente lo sto trovando un video da girare molto difficile perché effettivamente la città si gira, almeno il centro storico tra le mura, si gira abbastanza velocemente. Cose da raccontarvi, ahimè, se non vado nei musei ce ne sono poche in realtà. Ah, qua non l'avevo notato, sotto l'orologio c'è la data, ma è così, oggi è il 9 luglio. Andiamo a fare il camminamento delle mura. Biglietto 3 euro, non fa il giro della città perché comunque siamo un po' bloccati, ma almeno sto andando sopra le mura. Le ho viste dal basso e mo le vedremo anche dall'alto. Molto carino anche così. Perfetto, andiamo di là. Allora, consiglio infrasettimanale, amici miei, bello, ma meglio sabato e domenica perché molte cose sono aperte. Voi non l'avete visto, ma ero andato su una specie di giardino, mi sembrava molto antico, anzi dovrebbe avere 800 anni, ma era chiuso perché è aperto soltanto la domenica e il sabato, quindi niente. Bene, andiamo su. È fatto un po' così, torrione d'angolo, decisamente un po' di schitti, un po' di guano, ma adesso andiamo. Vabbè dai, il suo effetto lo fa. Vediamo Piazza Giorgione. Vabbè. Qui in fondo abbiamo il Monte Cesena e il Monte Cimon. Sì, decisamente sì. Però mi fanno fare giri un po' angusti. Vediamo di qua. Attenzione, attenzione, attenzione. Sempre con la veduta. Poi di qua. Vediamo se la faccio a non uccidermi. Beh. Poi ultima veduta, che forse dovrebbe essere la più carina. Aiuto. Certo che un po' più stretto non potevo farlo. E voilà. Adesso ve lo faccio meglio. Allora, adesso farò questo. Campanile con l'orologio e dopo la torre che è di là. Questi invece erano i camminamenti di ronda.
adesso non per evitare che venga censurato o altro, ma non so se è una casa privata o se è un albergo. Ragazzi, ci sono delle casette qua all'interno con dei terrazzini, tanta roba. Beati loro. E anche qua finisce con la casa di qualcuno. Infatti vediamo i Velux, che non può fare pubblicità, ma sono loro. E qua la torre. E qua in lontananza la chiesa che abbiamo visto prima. Posso dire? Ma sì, 3 euro spesi bene. Saranno 2 euro e mezzo. Però ci sta. Mi è piaciuto. In lontananza vedo, ma che si nota poco, non lo zoomo neanche, il resto, le restanti mura che sono dall'altra parte. Bene, adesso scendiamo, tagliamo per così il centro di Castelfranco e poi vediamo, facciamo un giro sotto portici e dopo penso che sia andata. Era qui nascosta. Adesso, come accennato, prima sono andato di là e ho fatto il giro delle mura, di qua invece dove abbiamo visto la torre dell'orologio, da qui sono venuto invece prima e mo andiamo nell'ultima parte. Vediamo un po'. Bene, con le mura alle spalle andiamo verso i sottoportici e torniamo verso a Piazza Giorgione. Ah sì, c'è anche una pseudo catapulta. Non chiedetemi. Comunque la sua figura la fa. Ragazzi, anche questa è andata, vedete com'è la prossima. Ciao! Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me.